Ciao carissimi bifolchi, oggi sono qui per iniziare una nuova rubrica che dedicheremo ai creepypasta. In molti mi avete scritto chiedendomi se avrei trattato mai questo argomento prima o poi, visto lo stile del canale e dei miei video, e quindi eccoci qua. Oggi cercherò di fare chiarezza, una volta per tutte, su cosa significa creepypasta, che cosa sono e come sono nati. Un creepypasta è una breve storia misteriosa che viene solitamente copiata e incollata su internet, diffondendosi online sotto diverse spoglie, creata anonimamente con lo scopo di scioccare il lettore e impaurirlo. Racconti misteriosi, leggende metropolitane, che a differenza dei racconti horror hanno un finale chiave, che equivale a uno schiaffo in faccia. Improvvisamente un colpo di scena ribalta tutta la storia. Tutto sarà chiaro solo alla fine del racconto. Nessuna fase del racconto viene lasciata all'immaginazione o all'interpretazione del lettore, come invece avviene nei film horror. Il termine deriva da creepy, che significa raccapricciante. Attenzione però, non si intende raccapricciante pasta, ovvero quella pasta schifosa che servono alla mensa del lavoro o in finti ristoranti italiani all'estero, ma pasta è una storpiatura di copy and paste, ovvero il famoso copia e incolla. I creepypasta seguono gli stessi principi dei meme, si diffondono tramite replicazione e personalizzazione. Sono racconti dell'orrore, quelli che nei film vengono raccontati spesso in una tenda, in mezzo al bosco, da un teenager con una torcia puntata in faccia. Detto questo, spero di avervi chiarito brevemente un po' le idee in merito. E se siete curiosi di vedere mie interpretazioni di creepypasta, non vi rimane che restare sintonizzati su questa rubrica. A breve appunto pubblicherò qui la mia prima creepypasta. Vi saluto miei cari bifolchi e se siete arrivati fin qui vi invito a condividere questo video e iscrivervi al canale se volete rimanere aggiornati. Hasta luego!